sono intervenuti i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori. Io vorrei chiedere due parole alla compagna Daniela Ruffini, consigliera comunale, su tutto quello che ci siamo detti stamattina. Buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio Rifondazione Comunista, la FIOM, il sindacato dei trasporti, i sindacati della scuola che oggi sono a ricordare Sergio e Marian. Un giorno di festa purtroppo quasi sempre diventa un ricordo dei morti, perché nel nostro paese i morti sul lavoro rappresentano quasi una strage. Ogni anno sfioriamo i 1300 morti sul lavoro, l'anno scorso siamo arrivati a 500 e passa mila denunce di infortunio, quest'anno viaggiamo sulla media dei 50 morti al mese. Qualche giorno fa anche a Treviso un ragazzo di 23 anni ha perso la vita mentre lavorava. Allora noi diciamo che bisogna lavorare per vivere e non lavorare per morire, e quindi la battaglia per la sicurezza sui luoghi di lavoro è una battaglia sacrosanta che viene evocata da molti ma viene praticata da pochi, e questo è il punto vero. E questa è la resistenza che soprattutto in questo periodo tantissime lavoratrici e lavoratori stanno facendo sul posto di lavoro affinché questa sicurezza venga rispettata. E a volte non c'è differenza tra il privato e il pubblico, o tra il privato e le società gestite dal pubblico. In questo periodo, ma non solo, si deve fare il massimo sforzo. Chi ha la responsabilità deve investire molto di più rispetto a prima per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Non importa, ci vogliono più soldi, più fondi, sì, perché la vita delle persone è sacra e non può essere sacrificata per un mero calcolo economico. Questo è anche il mio dovere come consigliera comunale, che cerco di fare quotidianamente proprio per il rispetto di queste regole. Quindi mi vengono anche in mente le lavoratrici e i lavoratori che oggi stanno lavorando dentro i supermercati o in altri luoghi non necessari forse oggi, no? Per una giornata di festa. Se oggi non fossimo andati al supermercato, sarebbe cambiato qualcosa nella nostra comoda vita? Non credo. Eppure le istituzioni chiudono gli occhi e permettono che leggi economiche passino sopra i diritti dei lavoratori, il santo diritto anche di festeggiare il 1° maggio. E un ultimo pensiero e un ringraziamento lo voglio dare a chi anche durante la pandemia è stato costretto a lavorare, soprattutto all'inizio, quando si ipotizzava la violenza del virus e si è ignorata, e senza protocolli di sicurezza sono stati portati al lavoro. Questo ci parla delle stragi che abbiamo avuto nel Bergamasco, ci parla delle stragi che abbiamo avuto anche nel nostro territorio. Quindi la politica che si è girata dall'altra parte si è piegata alle volontà di Confindustria piuttosto che delle altre categorie e associazioni padronali. Un ultimo ringraziamento e ricordo lo voglio fare ai lavoratori e alle lavoratrici della sanità che sono stati pancia a terra e lo sono ancora, quelli della sanità pubblica che lo sono stati e lo sono ancora, molto spesso non sostenuti anche qui dalle istituzioni.
Volevo dire soltanto queste parole e dire sempre che ogni giorno deve essere il 1° maggio, ogni giorno il nostro primo articolo della Costituzione deve essere non solo evocato ma anche onorato. Grazie. Grazie Daniela.